La promessa di un guadagno di 2 milioni di euro a fronte di un investimento di 250.000 che per l'imprenditore agricolo padovano in difficoltà economica significava garanzia di tranquillità. È stata questa l'esca della truffa architettata da un avvocato trevigiano. Grazie agli accertamenti bancari abbiamo scoperto invece che il legale trevigiano non ha utilizzato l'ammontare dell'investimento ottenuto dalla vittima per investirlo nel mercato mobiliare, ma lo ha impiegato in parte per dividerlo con gli altri indagati, in parte per comprare un'autovettura di lusso e in parte ancora per emettere ulteriori assegni circolari. C'era anche una Porsche, infatti, tra gli acquisti effettuati dal truffatore con il denaro dell'imprenditore agricolo. Truffa in cui è incappato dopo aver confidato ad un commerciante di bestiame altoatesino la sua condizione di difficoltà e questo lo ha invitato a rivolgersi a un avvocato trevigiano esperto nel settore bancario e finanziario. Il legale a questo punto, facendo sponda su due complici, due consulenti finanziari attivi nel Lazio, ha proposto la sottoscrizione di una operazione cosiddetta di finanza strutturata. Operazione che consisteva nell'investimento di 250.000 euro pagati dall'imprenditore con assegni circolari in tranche da 50.000 euro, che in poco tempo avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro. L'avvocato trevigiano, con la complicità di 2 consulenti finanziari, ha raggirato l'imprenditore facendogli credere che l'investimento era riservato a pochi eletti. A seguito della denuncia dell'imprenditore alle Fiamme Gialle, il GIP di Treviso ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, pari a 250.000 euro, rinvenuti principalmente sui conti correnti del legale. Tutti e 4 sono stati denunciati.